Un incendio di vaste proporzioni ha incenerito il magazzino all'interno di un capannone della Ecoprofili Tecnologia e Innovazione nella zona industriale di Olmi di San Biagio di Callalta, in via Eraclea. Le fiamme si sono sprigionate verso le 10 della sera, fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, dato che l'immobile in quel momento risultava essere chiuso da alcune ore, tanto che il SUEM 118 non è stato fatto intervenire. Non fiamme altissime, però una nuvola enorme di fumo nero. Ci siamo resi conto che c'era un incendio, per cui poi abbiamo chiamato i pompieri. Il giorno dopo l'incendio l'aria nei pressi del magazzino puzza ancora di bruciato. L'aria è rimasta irrespirabile per lungo tempo. Assolutamente sì, oltretutto anche in palestra abbiamo avuto dei problemi, tanto che dovremmo anche cambiare i filtri. Dopo l'allarme del personale all'interno della palestra di fronte al capannone incendiato, si sono immediatamente recati sul posto sia i carabinieri che i vigili del fuoco di Treviso, con 3 squadre, oltre a una dei volontari di Asolo. L'incendio ha impegnato fino a mattina le squadre di soccorso a causa anche del denso fumo sprigionato dalla struttura, adibita a magazzino per materiale edile, andato completamente in fiamme insieme a dell'isolante. Sono in corso le indagini per chiarire le cause alla base del rogo.